Bun dia a tutti! Questa edizione dal telegiornale dal Friuli di Mieci è gestita da scuole secondarie di primo grado Giuseppe Bianchi Codroi. L'anno scolastico sta per finire. Un gruppo di progetti sono arrivati alla conclusione. In redazione è arrivati ben lavoro fra dei frutti delle scuole primarie condotti. Us proponendo dei filmati che favelin de aghe. Il primo nos presenta gli risultati. Gli risultati sono un parco che le persone possono visitare con tranquillità e in plensi di noi. I trois sono coperti di fueis e sghiras a carinsa io paiarbui. Si sente dome l'aghe cacor, lis bufolis, l'aia rentalmiec dalis fueis e io cei. Si sente odor di aghe dolce, odor di camomile, umiditat. L'aghe cristalline, trasparente e è verde e marron, perché riflette il colore dagli arbui, gli sfois verdis, marron, zalis e color naranjo. Si vedono lis aligis, par sotto, il terreno sul fondo e riflesso dal sorelli. L'aghe è fresche e nette. Per preparare un mosaico al covente un progetto e la realizzazione dal disegno. I materiali per fare gli stessi sono il vetros, il marmol, il clap e smalto. La martellute che pesa quasi 1 chilo e covente per fare gli stessi. Per incolare a coventi il cemento, il lattice e la colle elastiche. Il mosaicista non spiega come fare i tesseri del mosaico e come incollarli sulla forma di base. Gli spinsuti sta coventi per posizionare la tessera. Il cioc al fas di bank e per zore alle posizionati il tagliul che ha le forme di triangolo e al covente per tagliare gli tesseri con la martellute. Il mosaico è quasi finito e il mosaicista al posizione gli ultimi tesseri. Il mosaico è finalmente finito e si può picciare al muro. Proprio un bel lavoro! Il prossimo si intitola Il mulino di Zorato. In tal mulin la ruota gira sbuntata dalla aghe. Il mulinar regola la quantità di aghe, azionando una portella con una lieve. La ruota fa girare il volante, la cidule, i sbronzini, che fa lavorare la pila del guardin e gli smuelis. Gli smuelis sono ruoti fatti di pietre e perché sono rumorosi. Appesi come 40 frutti di 25 kg. Sono una di sove di create, che sotto sta ferme e che per sove sire. Gli smuelis lavorano per masanare il guardin, la blave, la siale e far venire fuori la farina. Oh c'è biel, qui sa che il calven, scovaci in teaghe e principi di Archimede. Ma l'aghe che arriva lì dal mulino non è più nette? Ducciu si domandi nel perché. Perché la gente continua a buttare via carte, plastiche e polistirolo? O ghies che arresti in gale? O che avanzato secondo il principio di Archimede. Un corpo dentro in un fluido riceve una sburtata dal basso verso l'alto, tanto che il peso dal volume del fluido spostato. L'acqua inquinata è l'enemico per noi, perché nos vengono le malattie e fa male all'ambiente e fa male agli animali. L'acqua è inquinata per colpa di disturbanti con chimici, savoni carichi industriali che si disfin o si misturano e non si vedono. Tra i filmati che vengono da spo, ho pensato a un altro aspetto di salute, lavarsi i denti. Mi lavi dink col spassettin su, giù, su, giù, su, giù. Poi mi resenti dal lavandin un sguancarade e poi me spudade une lavade. L'aghe a covente per tanti robis. Parlava si dinch, gli smans, per fare la doccia.
per l'aghe dal water, per lavorare, per far di mangiare, ma prima di tutto per bevi. E come un sondaggio. I FUS delle classi quartis hanno intervistato persone per un sondaggio sul consumo di acqua. La prima domanda è stata: bevi tu acqua in bottiglie? Le persone che sono state intervistate sono 700 volte, che rappresenta il 100%. Le persone che bevono l'acqua in bottiglia sono 527, che è il 74%. 181 persone, che è il 26%, non bevono acqua in bottiglie. La seconda domanda è stata: bevi tu acqua dal rubinetto? Le persone che bevono l'acqua dal rubinetto su 700 volte intervistate sono 541, il 76%. 167, il 24% non bevono acqua di rubinetto. Il Mont in bottiglie. L'acqua in bottiglie inquina l'ambiente per la plastica non riciclata, buttata in acqua o partiere, e per la produzione di plastiche. No, ho stindo pranto l'acqua in bottiglie, però ho vorrei di farsi queste domande. Tu lavano le bottiglie di plastiche? C'è molto si rispondino. Purtroppo vanno in tune di schiarie o in inceneritori o in India, dove che dicono che è la raccolta differenziata, ma invece sono montagne di scovacci che sono triturate e lasciate lì. Hai pochi la quantità di plastiche che avvengono veramente riciclate e pensate a troppo petrolio che si ha di doprare per fare le bottiglie e a troppe energie. Tanti di noi adoprano il lago di bevi per fare altri robis e le stracin, giudino in messaggi. L'acqua che è in Tesfaldis arriva in tune chiese e passa in tune pompe, de pompe all'acquedotto, dall'acquedotto per i tubos e arriva in tetto chiese. Ogni dì, noi italiani consumiamo circa 200 litri di acqua per vino, lavando, ministri igiene personale e per fare tanti altri robi che non conventerei fa con l'acqua di rubinetto, come lavare la macchina. E quando che si lavano, perché le persone si lasciano quasi sempre il rubinetto aperto? La ganetta è di essi sparagnata per essi dopo tentare la vigna. Bisogna stracciare manco l'acqua perché se si resta senza acqua o morirà. Non che ho vinto tante acque, o vorrei di sparagnanti un po', perché che non le hanno. I raggi del sole fanno evaporare prati, fiumi, laghi ed il mare. Poi le goccioline con il freddo intenso si condensano strette e ricadono giù. Dalle piogge nere torna i fiumi a mare, sottoterra un po' d'acqua scompare. Sembra un giro tondo, è come una legge, e funziona ben se l'uomo la protegge. Un altro problema. No, ho si infortunato, perché ho vinto tante aghe, ma non è perduto così.
C'è l'AIDS che succede in Bolivia. Si sin collegas con Skype con tune persone che fas la volontaria in Bolivia e che si interessa di aghe. Noi altri sovin fatto tante domande per capire che problemi che hanno con l'aghe in Bolivia. E lei non sa dit che l'aghe di rubinette è sporche. Dimostrato? Bene! Bom, allora, io sono Alice, sono in Bolivia. Le Bolivie sono riesco a fare? Sì! Dov'è? In che continente? Centro America. In Africa? No, il Sud e Centro America. Bravo! Allora, aspetta un pitch fai giù, come per poter essere di lo stesso buono, io dico droi, no. No. Ci dovrà? Ciupicchie. Ecco, sarà un po' giù grande come ciupicchie. Da questo paese abbiamo una strada asfaltata e tutte queste strade sono di pietra. Al basso un club da questo paese e al basso da tanti paesi sono tanti piccolini, ma veramente tanti piccolini. All'abbiamo le macchine, all'abbiamo le moto, vanno a ciampare su Salvalone. In pratica questo club è le vite per loro, no? Allora dopo per bagnare i champs e quindi in pratica queste aghe la canaz avviene fresche, bianche, non bianche, trasparenti, ma pian piano che si va un po' in basso a inquinare ovviamente di qualsiasi roba, no? Si può installare stravare i vestiti da pluma si sporca di savone o se non sarà salvare le macchine si sporca di quelli queste aghe. E quindi in pratica, a parte dovrà il flume per qualsiasi roba, perché noi aghe in Bolivia è veramente in queste zone qui, a in montagne, in queste zone qui sono post flumes e al flume dove di dicembre fino al mese di marzo. E dopodiché non più poi. Alle bielli di lì. Alle bielli di chi? Sì, alle bielli di chi? Alle bielli perché alle due tranquilli, alle due, non sai, le persone per stare ti salutano sempre, tu hai tanti momenti che si può incontrare con le persone fuori di casa. Per esempio il flume, come che ho scontato, quando avevano le femmine se lavai vestiti, hai una spiaggia, tu prendi dove che si trova che si compra il caffè. Qui è tanta gente, perché è tanta gente calorosa, no? Perché fanno una attività all'esterno. Le loro case, le boliviane, si sempre diverte, qualsiasi roba praticamente lo chiudi. E quindi sì, dopo le tutte tranquille, perché quando il club si fa, non si può lavorare, e quando il club si lavora, quindi è tutto a ritmo della natura. A beveso o in bottiglie? Dove l'aghe in bottiglie? A dire la verità, a comprare i bottiglioni che grandi così. Così c'è uffici, la dentista, così, perché l'aghe dal flume è marmutta, no? Di solito, quindi piena di fiere e non si può bere.
Io sei preparato dos broches per funzioni, però voi sei sfortunato perché l'aria è clara, è biele clare, quasi niente, che chi è l'aria dal flum, e adesso è in opache, e qui hai l'aria da lì. Ecco, ma che qui hai una roba un colore molto raro in tal periodo dall'esplosione, perché quando al blu le flore a parte le terre dentro il flum diventa marrone. E invece come quando il blu di un 2-3 di sai avanti la rotta gialla. Ma l'acqua dal rubinetto di che colore è? Di che colore? Che chi c'è qua sotto al rubinetto? Dunque ti arriva in casa direttamente l'acqua dal fiume? Esattamente. In pratica chi sono posti giusti che hanno acquedotto, no? E tanti come dicevi avevano in fiume per qualsiasi chilometro. Invece chi ha la fortuna di vedere l'acquedotto e quindi di vedere l'acqua che dal fiume non si arriva in casa. E qui devi la fortuna di velare, perché qualcuno la fa chilometri per l'entro al fiume. Su laghe, per farsi le docce, per dei viaggi, hanno differenze d'aria in bottiglie, quindi avere il lago dal fiume. Alle filtri, alle fasi di filtrare, con meccaniche, un savalone, un claps, carbone, stoffe, insomma non è una maniera per fare un filtro, però non tutti fanno il filtro, quindi qualcuno alle costrette serve l'aria dal fiume così come è. Ecco, qualche volta il problema dell'aria dal fiume, che si perde direttamente dal fiume, ci vuole dire che sei un po' inquinata, cantiere, che magari sono ad esempio le svacce, così, ha dentro batteri o virus e si male. E allora vengono malattie come le diarree, hai venduto flu, quando sono vicinini, no? Dopo si abituano e si fanno gli anticorpi. E quindi le elite dalle metà, in grande, non si male per venire di flu. Io sì, forse che sono italiana, non sono abituata. Come sono gli scuole? Allora, le scuole sono senza corridoi, hanno un plan, disegna tante stanze, sono danze di teatro, ma siccome che chi ha le quasi sempre cialte, non convento il corridoio. E allora si passa da una stanza teatro direttamente per un gran giardino, e talmente di questo giardino hanno un grandissimo, una tettoia, grande, e so di queste tettoie loro fanno ginnastica, guarda se le palestre si arrabbiano. E invece loro che hanno una grande tettoia dalle dimensioni, penso, delle vostre palestre, e hanno le squadre di calcio, e le partite sono disegnate, vedo i simboli dal commenti per il campo di calcio, per il campo di basket, per il campo di pallavolo. Le piazze sono fatte di pietre, fatte di madonne di pietre, hanno di solito una stanza sola che è grande come le vostre aule o anche più vicinine. E dentro queste stanze mettiamo una tenda e di una banda hai le cucine e di altre bande dalle tende alle mugnette. E una cucina però senza gas, il gas o il fuoco lo quasi non di fuoco e dentro un dome una scansia, là che metti le robe di mangiare e qualche padiere. E fuori dalle case di solito è una tettoia. E loro vivono come se tanto all'esterno, quindi su dalle tettoie hanno le tavole, poi con le stradresse, e hanno anche il silfru, ha un po' c'è roba, poi vestiti, quasi non hanno armadi, raramente hanno armadi. Le
le squadre sono sempre aperte e hanno le tendine che vanno dalle quattro per mettere i mostrini o le zanzariere. E il alle bicchiere battute. Quanto alle grandi la tocciase? Le meciase, chi è grande? C'è che hai par volontari, no? Io sono volontaria internazionale. Grande, hai una stanza grande la fisica, le grandi come le vostre aule. Dopo hai una camera, un'altra stanza, un ingresso, un bagno piccolo, una cucina piccola e un'altra stanzute. Chi è grande? Ma se non scrivi sul computer un po' le chiese, sai? Full dal corso, di Provignolo. Corse. Allora, chi ha le... Sei? Sì? Sorelli là? Sì, sorelli, ciao. Troppo ciao. Questo è una discussione. Buona ciao. Sì, salutiamo Starli. Come il 21 di March, hai cominciato l'autunno. Allora, lei adesso che lì è le nostre case? In Africa sono 45 gradi. Ecco, hai Rosa, che chi è Andrea che si sta alle moto, aspettai, hanno Ruberchi. Sì, bello? Ecco. Che chi è un arbulone enorme, davanti alle nostre case. Dopodiché, qua, allora, per chi è un casino, e dopo, ecco, partiamo io adesso ci lei, hai piede, no? Oh, facciamo gli auguri a Andrea. Sì. Dai. Dai, ti facciamo gli auguri a Andrea. Pronto? 1, 2, 3, basta fare il battagliano. Tanti auguri a lei, tanti auguri a lei, tanti auguri ad Andrea, tanti auguri a lei. Però Sainz, te lo sei a Furlane in Bolivia? Marti! Como os mostrim e autores di Dutch Guest Services. Scuole primarie Candotti di Codroip! Progetto di Furlan in la rete dalis risultivis. Progetto di Furlan in rete des risultivis. Autors han lavorato. Classis primis A e B. Classis secondis A, B e C. Classis tercis A, B e C. Classis quartis A, B e C. Classis quintis A e B.
darin diversi fatti viodi, robis interessantis. Dalla puntata che aven, ovvio darin, altris bei lavors. Mandi!